Primo ospite con noi è Giovanni Del Men. Stasera di cosa parliamo, Del Men? Delle malattie da gioco di azzardo, della quale, buonasera, abbiamo cominciato a parlare qualche settimana fa. E questa malattia è diventata, un po' come tossicodipendenze, una malattia di rilievo sociale. È ancora vivo in tutti noi il ricordo, lo scalpore di quel gesto esecrabile che è accaduto qualche giorno fa davanti al Parlamento e che si può considerare come il gesto di un criminale malato piuttosto che di un semplice criminalità. Da qui l'interesse medico forense. Ma su questa malattia, grazie se mi fate vedere l'immagine, su questa malattia, prima che diventasse così grave, qualcuno ci ha guadagnato perché l'uomo era rovinato dal gioco. E su questo argomento è intervenuto anche, e condivido, il nostro direttore Di Meo recentemente sul settimanale Il Friuli di condanna di tutto ciò che è un gioco d'azzardo estremizzato. Attendiamo nuove leggi di prevenzione e non solo di cura, che interrompano il percorso dalle slot machine al gioco d'azzardo vero e proprio e che proteggano e informino i giovani sulle conseguenze, anche criminogene, economiche individuali, familiari e sociali. Ludopatici, cioè malati da gioco d'azzardo, si diventa, non si nasce. Su questo percorso si potrebbe fare qualcosa, anzi potrebbero fare qualcosa le regioni e i comuni. Qualche sindaco potrebbe iniziare ad affrontare la questione del divieto del gioco d'azzardo in modo ben visibile. Così come, grazie alla prossima immagine, qualcuno lo ha fatto per altri problemi, rendendolo pubblico anche attraverso cartelli stradali. Qualche soluzione d'immagine, anche estrema, potrebbe smuovere le acque. Proviamoci. Chissà se dopo tanti comuni denuclearizzati potessimo anche parlare di qualche comune deazzardizzato. Grazie quindi a Giovanni Del Men.